fluiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. I luoghi dove si ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Su di essa ritorneranno riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Ecco il nostro Dio, Egli viene a salvarci. Però Signore c'ha la pace, sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Ecco il nostro Dio, Egli viene a salvarci. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Ecco il nostro Dio, Egli viene a salvarci. Il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Ecco il nostro Dio, Egli viene a salvarci. Alleluia, alleluia. Alleluia. Strapperà via il giogo della nostra schiavitù. Alleluia. Alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei, maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini portando su un letto un uomo che era paralizzato, metterlo davanti a lui, Gesù, non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse Gesù: uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Scribi farisei cominciarono a discutere dicendo: ma costui dice bestemmie. Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire: ti sono perdonati i tuoi peccati, oppure alza
alzati e cammina. Ora perché sappiate che il figlio dell'uomo dei peccati, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando Dio. E tutti furono colti da stupore, davano gloria a Dio pieni di timore, dicevano: oggi abbiamo visto cose prodigiose. E parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, un pensiero lo vogliamo raccogliere da queste parole di Luca. L'incontro di Gesù con il paralitico di Cafarnao potremmo considerarlo come il di ogni nostro incontro con Dio, che vuole liberarci dal peccato, perché il peccato è il nostro problema. Però non è sufficiente che Gesù abbia vinto il peccato e la Chiesa in nome suo ci conceda il perdono, non basta. Occorre che l'uomo, noi, vogliamo il perdono e lo vogliamo dimostrando che riconosciamo il male e vogliamo la conversione. Per noi è consolatissimo quello che Gesù ci dice: il Padre perdona sempre. Però hanno ragione alcuni là fuori che dicono: bravi, grosso, Dio perdona a chi riconosce il male e lo vuole rimediare attraverso la conversione. Gesù stava insegnando a Cafarnao, così ci racconta Luca, e tra gli ascoltatori, la molta gente che ascoltava Gesù, c'erano anche farisei, come sempre, curiosi, che spiavano ogni passo di Gesù, farisei e dottori della legge. Mentre sono lì, ecco, arrivano delle persone con un paralitico sulla barella, lo vogliono portare da Gesù, ma non possono, troppa gente, la casa è piena. Allora l'intraprendenza li conduce a salire sulla crippa dei nostri edifici costruiti in cemento armato, tirano via la piccola, povera copertura e fanno scendere il paralitico dentro casa di fronte a Gesù. Non solo, ma anche ammirato dalla solidarietà di questa gente che gli portano un paralitico. Gesù al vederlo ti dice: uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Nessuno aspettava questa uscita di Gesù. Gesù comincia a curare l'uomo dal di dentro, perché in Israele c'era l'idea che il male, qualunque male, che l'uomo poteva soffrire, aveva la sua origine nel peccato. A curare il paralitico dal di dentro, perdonando il suo peccato, ma ci sono i farisei, ci sono i dottori della legge, i quali
non accettano che quest'uomo parli così e lo accusano di bestemmia. Costui ha bestemmiato. Nessuno può rimettere il peccato se non Dio solo. Gesù è d'accordo con loro, solo Dio perdona. Solo Dio può perdonare il nostro peccato. Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha ricevuto ogni potere sulla terra, anche quello di rimettere il peccato. Allora chiede ai presenti che cosa è più facile fare, dire a quest'uomo che si alzi, vai da qua da casa, o e allora dice al paralitico alzati, prendi il tuo lettuccio e va. Naturalmente quell'uomo si vede fortunato, si carica del lettuccio e glorificando, dice Luca, pieno di gioia ritorna a casa e la gente stupita tutta esclama: abbiamo visto oggi cose grandiose. Sì, cose grandiose, le cose di Dio. Sono due le ragioni che inducono quella gente a portare il paralitico a Gesù: la necessità, la malattia, la sofferenza e la fede in Gesù. Queste due cose inducono la gente a portare questo fratello a Gesù che ha bisogno. Però sono tutti nella condizione di aver bisogno di Gesù. Siamo tutti peccatori e Lui ci ha insegnato come bisogna pregare. Dopo il pane c'è bisogno del perdono tutti i giorni. Solo così si può andare avanti. Siamo tutti bisognosi del suo perdono. Per buona sorte, Gesù ci assicura che perdona sempre, sempre, ma a una condizione: che riconosciamo il nostro peccato e gli diciamo di convertirci, che vogliamo cambiare modo di vivere. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto il frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della terra e del lavoro. Lo presentiamo. Umili e pettini, accoglici, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te.
Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza. Concedi che il nostro sacrificio spirituale, compiuto nel tempo, sia per la redenzione eterna, per Cristo, e sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni momento, Dio onnipotente, l'Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese, lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, alla moltitudine dei cori celesti, insieme proclamiamo: Santo, 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 Signore Dio dell'universo, cieli e terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Dio, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: tutti, calice del mio sangue, per la nuova per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Grazie perché ci hai aiutato a intercedere. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo,
te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Della Dio vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutte voi. Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo, mi guardi per la vita.
partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, o Signore, nel nostro cammino, ci guidi ai beni eterni per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Misericordioso,